Amici dei custodi della memoria, amici della Sardegna, questo è il cartello d'ingresso della Domus de Giana di Corongio. Ci troviamo a Pimentel. L'ultima volta che sono venuto quel cartello non c'era e quindi sono estremamente felice di questo. La Domus de Giana di Corongio appare singola. Ricordiamoci che poco distante da qua c'è un complesso di Domus de Giana molto più, numericamente parlando, molto più importante, molto più imponente. S'acqua salida. Corongio invece è importante e strepitosa per le sue incisioni. Sviluppo verticale. Ora io metterò i primi piedi nell'anticella e poi nella cella vera e propria. Buia, purtroppo non ho la luce come, anche se comunque già si vede qualcosa. Ecco, per esempio si vede che c'è un po' d'acqua. Io ogni volta che sono venuto l'acqua l'ho sempre trovata. Le incisioni strepitose della Domus de Corongio adesso ve le faccio vedere. Eccole qua. Eccole qua, ci sono i dentelli, la doppia spirale, incredibile. Questa che sembra una sorta di barchetta. Ora uso dei termini, non prendiamoci in giro, non prendetemi in giro, ci saranno gli esperti che ne sanno più di me. Verosimilmente la zona che sto inquadrando doveva avere altri due incisioni, sia a destra sia a sinistra. Ora, queste incisioni avevano però uno sviluppo verticale e sia queste che quelle che ho appena inquadrato hanno come caratteristica principale, come potete vedere, doppio, è tutto doppio, è tutto doppio, quindi due linee, due cerchi, una fila di dentelli a destra e una fila di dentelli a sinistra e poi due cerchi qua che non si vedono più. Vorrà pur dire qualcosa questo doppio, sole, luna, non lo so, oppure guardate questo, antiorario e orario e quindi la vita terrena, la vita ultraterrena, non lo so, sono tutte mie ipotesi, qualcosa l'ho già sentita. Ad ogni modo, quello che mi premeva di più è farvi vedere questa Domus de Giana straordinaria, poi gli esperti ci diranno tante cose che io non vi sto dicendo, tante cose che io non so, che noi non sappiamo. Veniteci ragazzi, a Pimentel ci si arriva praticamente in 20 minuti da Cagliari. Viva Pimentel e viva la Sardegna! Ciao a tutti!